Buongiorno e ben ritrovati e ritrovati in un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Gianluca Meloni. Gianluca è un professionista della carne, è un macellaio che lo fa da tantissimi anni, ma non è solamente questo. È un imprenditore a tutto tondo e oggi penso che in qualche modo lo scopriremo insieme. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla. Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Sono troppo elegante. Stai benissimo. Ciao. Io? Fammi questa sorpresa. Fammi bere questa sorpresa. Con gli occhiali. Cos'è? Che cos'è? È un microfono. Ti piace l'idea? Devi parlare, E cosa succede? che registro tutto. Con questa? Mhm. Figo! Che cos'è? Allora ti spiego cos'è questo progetto. È un video podcast, un vodcast, dove io chiacchiero con persone che mi piacciono, normali, non famose, Ok. e magari mi raccontano quello che vogliono, la loro storia, quello che sono, quello che fanno, quello che vogliono. Assolutamente. Quindi di quello che vuoi, ovvio che non devi dire cose che non vuoi che si sappia. No, certo. Facciamo una passeggiata di un'oretta e poi ti riporto qua, Fammi le domande. ok? Aiuto. Ti distrai. Ciao. Come stai? Bene, bene, bene. Bravo. Anzi, benissimo. Bel periodo. Davvero? Sì. Ah. Io ormai quando mi chiedono come stai rispondo benissimo. Che No, vuol ma dire io proprio tutto e niente. ho un bel periodo. No, lo so, me l'hai detto Prima lo l'altro facevo a giorno. battuta, invece adesso è proprio un bel periodo. Prima battuta lo faccio. Prima era una battuta, invece adesso è un bel periodo. Senti, Tutti i io- fantasmi messi nel cassetto. Ok, no, parliamo di cose belle. Fantasmi. Ma anche fantasmi di investimenti, tutto a posto. Ah, vabbè, quelle cose lì, no, pensavo altre No, cose. no, fantasmini di investimenti, bello. Io ti ho presentato, perché faccio una presentazione dell'ospite, e ho detto che, vabbè, dire che sei un professionista della carne, quindi macellaio da tantissimi anni, è riduttivo per me. Ho detto che tu sei un imprenditore a tutto tondo, È vero corretto? perché oltre le carni ho sempre diversificato. E in ogni situazione di diversificazione mi ha sempre dato ragione, portando a termine molti progetti. Non avevo mai fatto un ristorante, Mm? eccoci qua, abbiamo una bombetta che È un ristorante, tartar. è un pseudo ristorante perché oltre a vendere la carne, la gastronomia al cliente, al dettagliante, facciamo anche tavoli dentro, tavoli fuori. Dunque serviamo la nostra gastronomia, i nostri prodotti, dunque la carne, le tagliate, gli hamburger, panini hamburger, dunque siamo diventati, merceologicamente parlando, un ristorante. Allora, facciamo una cosa, passiamo un po' da lontano. Mm. Tu dimmi quando inizi a lavorare. A che età? Eh, Balordo. a 14 anni Cavolo. ero in bancarella, Wow. non volevo studiare, Bancarella non di mi che piaceva cosa? studiare. Bancarella, inizio con bancarella di Ferramenta Casalinghi. Ma dai, Sì. e dove? Facevamo 6 piazze, me le ricordo ancora: lunedì Iglesias, martedì Pula, mercoledì Quarto, giovedì Monserrato, venerdì Arbus e sabato la mitica Piazza Ienne, oggi circondata Cioè, me lo da ricordo. tanti locali. Non lo ricordo. E quella è stata la mia scuola vera commerciale, grazie alla famiglia Luciano, famiglia di Famiglia? ambulanti Ah, e di grandi imprenditori che grazie a Dio a tutt'oggi sono in piedi con la famosissima Sarda Import. ma quindi tu a 14 anni dici non ho più voglia di studiare, non mi va. Io a 14 anni non volevo proprio studiare, un ragazzino bizzarro, voleva solo studiare, solo lavorare.
Ok, quindi la tua prima esperienza è questa, Bancarella. bancarella. La bancarella, sì. Ne ho fatto 2 anni e mezzo. Quindi sino a 16-17 anni. 16 anni e mezzo. Eh. Smetto di fare bancarella e faccio un paio di mesi con questo signore di Pirri, trasportava carne. Io alla macelleria neanche ci pensavo. E faccio un paio di mesi andando... Trasporto carne proprio Trasporto con i che io ero lo pezzi. scarichino della carne. Questo signore mi portava con lui nei macelli a Mantova, a Cremona, caricavamo il suo furgoncino di frattaglie, maiali. Cioè, andavi fuori a Sì, prendere la sì, carne. io a 16 anni e mezzo andavo fuori. Quello è stato sono state le mie prime avventure fuori nel noto nostro, allora dicevamo il continente. Era al continente là. Esatto, lontano. come se fossimo in Africa. Ma Comunque, eravamo, e siamo ancora eravamo in Africa. infatti, no, come se andavamo in Africa, invece la vera Africa era la Sardegna. E niente, lì ho incominciato un paio di mesi a portare la carne giù in Sardegna con questo signore, io la scaricavo e niente, un bel giorno, non stufo di questo, ma un amico del quartiere mi fa: vuoi andiamo fuori a lavorare? E fuori dove? A Torino un amico sta aprendo un cantiere e ha bisogno di operai. A Torino, wow. 16 anni e mezzo, quasi 17, neanche 17. Quanto hai fatto questa cosa con Sino la ai carne? 19 anni. No, No. Con le carni, un paio di mesi. Ah, ok. Un paio di mesi. Ho Proprio fatto un paio giusto un assaggio. un assaggio, un paio di mesi. Avrò fatto 2 mesi e mezzo neanche. Poi mi propongono questa cosa e andiamo In un cantiere? Edile? No. Facevamo impianti di coibentazioni per le serre. Era un sardo, il signor Baire, Vai. nativo di Capoterra. Capoterra, il Baire sono tutti Sì. di Capoterra. E niente, lui aveva la sua azienda in Liguria, la Ligure Schermi, e lì ho incominciato a fare il cottimista. Il? Cottimista. Cottimista. Più lavoravamo, più guadagnavamo. E questa cosa cosa succede? Che è durata 2 anni e mezzo. Infatti sono entrato all'età di 19 anni. Cioè sei partito, non sei più tornato? Sì. No, sarò tornato, ho fatto 2 Natali fuori, tornavo ogni 6 mesi, ogni 7 mesi, Ok. sempre fuori, meno male, quella è stata veramente per me un bel trampolino di lancio come vera vita di un ragazzino che è rinchiuso in un quartiere, sai, il mondo non era soltanto il quartiere, ma era oltre il quartiere, e grazie a Dio è stato un bel trampolino per me per vedere le cose in un'altra ottica. È sempre quel lavoro lì, 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo, Quello- impianti di coibentazione Cioè, per le sei serre. specializzato Sì, in no, quel senso. no, addirittura lavoravo per conto mio. Cioè i cantieri li prendevo io dopo un paio di mesi. Io prendevo i cantieri e lavoravo con questa Ligure Schermi. Poi abbiamo preso una scoppolata gli ultimi mesi, prendo una scoppolata, non riusciamo a incassare questi soldi. Mamma mia. E niente, spiantato, squattrinato, di nuovo, perché ci spendevamo tutto, puoi capire. Non avevamo mai visto tanti di quei soldi tutti insieme, dunque ragazzino, bella vita. No, poi quanto, 18 anni, 19 anni. Sì, avevo già i miei 17, 18, 19 anni. Piccolo, però sai, locali, allora andavamo a Sanremo, non avevo l'età neanche per entrare né a Sanremo neanche a Monte Carlo, però io a Monte Carlo ci sono entrato, andavamo in furgone a Monte Carlo. Cioè dovevamo parcheggiare un po' lontani, però andavamo in furgone a Monte Carlo. Bellissimo. E lì dopo non sono stato pagato, non soltanto io ma altri ragazzi che lavoravano con me, decido di tornare non decido, sei un po' costretto. Costretto perché, sai, erano i vecchi 9 milioni, erano tanti e poi era un'offesa, cioè mi hanno bruciato questi soldi. E niente, si rientra in Sardegna e mia cugina voleva trovare posto in Sardegna. Io ho sempre lavorato, a tempo un paio di giorni. Guarda che un amico ha preso una macelleria in gestione
stiamo parlando del 1989, ha preso una macelleria in gestione, niente, gli serve un ragazzino e lì incomincia a fare il macellaio, marzo 89, dove incomincia a fare le polpette, le fettine impanate. Tagli non se ne parlava ancora? Assolutamente sì, la prima Subito. settimana, per assurdo, oggi ho un dipendente che si chiama No. Franco, lui è stato uno dei miei maestri in quell'epoca. La prima settimana mi insegna a disossare il maiale, la seconda settimana mi insegna a disossare il manzo. Dopo 6 mesi, perché io tra marzo, dunque marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre si incominciava a macellare per la stagione degli agnelli. Dunque giusto. il 7° mese la squadra, compreso il mio titolare, andavano a macellare e io rimanevo in macelleria con un altro maestro, il signor Tonino, dove lì incomincio a fare il banconiere in macelleria e da quel giorno mi hanno più tolto dal banco. Sai, un po' quel ragazzo un po' simpatico, voglia di crescere, effervescente, e lì è incominciata la mia carriera da dipendente. Quanto è durata? 38 anni. La macelleria. No, da dipendente. Da dipendente No, vabbè. avevo i miei 19 anni, a 20, allora, 89, 90, dopo 4 anni prendo la mia prima macelleria, In gestione. capisco il lavoro, dovevo guadagnare di più, perché avevo capito quanto si guadagnava. Ah, ok. Chiedo Quindi spazi. un po' di ambizione ce l'avevi. Assolutamente, sono sempre stato ambizioso, sempre, in tutti i È mestieri, in tutti importante i essere lavori. ambizioso. O meglio, È un ingrediente giusto per metterlo nella torta del lavoro, perché Ah. Cioè ci vuole ambizione. assolutamente, senza l'ambizione non È cresci. una cosa brutta o una cosa bella? Se la sai dosare è una cosa Dosare. bellissima, certo. Dosare. Sì, Se sì. troppa ambizione non va bene. No, troppa ambizione, a parere mio, ti fa Schiantare. come ti dici fa tu. schiantare, ti fa, come tanti, si rendono di onnipotenti, invece no, devi ascoltare sempre. La bellezza del lavoro è sempre cercare di strappolare un qualcosa che tu non hai capito o non hai fatto, sempre dal collega, da una persona che forse neanche è macellaio, però Ti può dare a quello qualcosa. assolutamente, Può tutti insegnare. ti danno tutto, tutti. E sono cose importanti. Io ho sempre fatto questo, sempre con i piedi per terra, umiltà, ambizione, ripeto, ti fanno fare veramente salti da gigante. Umiltà e ambizione. due ingredienti Che Assolutamente. vanno dosati insieme. Ok. Il- Non troppo umili, non troppo Assolutamente, poi devi essere anche severo in certi momenti, perché quando incominci a fare l'imprenditore e sei un ragazzino, perché devi capire che la prima macelleria io Che età l'hai presa? 23 anni, Costa Rey. A Costa Rey. Sì, la mia prima macelleria in gestione, proprio perché non mi davano gli spazi per prendere una macelleria in gestione. Ma dico, perché prendere la macelleria in gestione è difficile. No, non era difficile, a quell'epoca era facile perché c'era il boom dei supermercati, dunque i titolari di market non capivano di carne, dunque si affidavano ai macellai bravi di Cagliari. Perché sei finito a Costa Rey? Perché non mi davano gli spazi per prendere la macelleria in gestione col mio ex titolare, Ok. che poi diventò anche il mio socio. Cioè io diventai il suo socio. Ah. E lui non mi aveva dato lo spazio, allora mi capita questa macelleria in gestione a Costa Rey, la prendo al volo, ci faccio 3 mesi e in 3 mesi capisco tante cose, tantissime cose. Finisco di lavorare il 15 settembre, la stagione chiudeva il 15 settembre. Mi incontro in quartiere il mio ex titolare, il signor Pietro, per me un papà e per me un grande uomo di vita, e niente, mi dice dobbiamo prendere Viale Trieste, coinvolgendomi, dobbiamo. Chi? Io? No, niente. No, voglio che ci sia anche tu, però signor Pietro, io dipendente, niente, mai più. Io ho capito e va bene, mi dice una parolaccia, sono furbone, va bene, la prendiamo insieme. Wow, vedi? Prendo quella macelleria, tu pensa, il 15-16 settembre avevo finito di sbarazzare pure la macelleria, il 20 Eri già nell'altra. ero già nell'altra, Ah, lavorando
gratis per provare la macelleria. Cosa succede? A settembre quella macelleria, non gestita da me, perché avevo fatto gli ultimi 10 giorni, chiude 24 milioni di lire in un mese, pochissimo. Io a ottobre gli faccio fare 55 milioni. Dunque ho fatto il 100%, più del 100, era il 108-110% in più. E da lì sgranano gli occhi, e chi è questo? E lì sgrana gli occhi il titolare dei market, quello che dava in gestione le macellerie. Voglio Luca in tutte le macellerie. A 23 anni. A 23 anni io mi ritrovo con un paio di macellerie, circa 26-27 anni, avevo già 26 macellerie e 105 dipendenti. No, vabbè. Una cosa che oggi... No, oggi non mi sono... Non lo so, è tutta abitudine. Sì, è vero. Oggi... Ma allora non ti sei... Non dico spaventato, però... O è successo tutto in gradualmente. Non mi sono mai spaventato. Anzi, tornando all'ambizione... ne volevo vedere sempre di più, perché era facile. Quegli anni aprire una macelleria, entrare in un market della grossa distribuzione o in un market simile ai nostri della piccola distribuzione, fargli un'offerta economica, doveva essere bravo, tu lo sapevi chi era, gli offrivi un qualcosa in più, di serio, e lui veniva con te. Dunque noi ci mettevamo 0 secondi ad aprire un'altra macelleria con dei professionisti, cosa che poi nell'andare del tempo pure questi professionisti si sono un po' scoraggiati, qualcuno andava in pensione, incominciava già a scarseggiare il personale. Questo era per tutti, sino ad arrivare oggi che è un grande problema, è un grossissimo problema. Oggi il vero problema di un'attività è costo a 360 gradi, dal personale a materia di consumo a tutto, utenza, costo, il costo, punto. E in più il personale non c'è più. Non c'è più. Soprattutto la nostra categoria. Fare il macellaio oggi non ci sono state delle... passaggi di consegna. Assolutamente, non c'è stato cosa è successo? Mentre tu tu non sei un macellaio di famiglia, cioè nel senso che non provieni dalla generazione. Assolutamente no. Ok, quindi sei stato prestato per caso in questo settore. Ci sono i macellai di famiglia. Assolutamente sì. E quello non c'è stato il passaggio? No, da genitori a figli? Nella maniera più assoluta. C'è qualche padre se l'è tentata, ma con scarso successo, perché fare il macellaio vuol dire dimenticarsi della famiglia, dimenticarsi degli amici, dimenticarsi della vita esterna, perché è un mestiere di cui ha bisogno di tanta coccola, tanta dalla A alla Z, perché un macellaio prende le bestie intere a mezzene, da lì deve fare tutto, dalla fettina impanata alla polpetta, all'impultino, i vari hamburger, le varie polpette, i fagottini, gli spiedini, gli straccetti. Ti blocco, perché qui c'è un passaggio. Hai detto deve dimenticarsi della sua vita assoluta, privata. Perché non riesce a fare queste cose che mi hai detto nell'orario di lavoro, diciamo, canonico? Impossibile. Impossibile. Se vuoi una macelleria decorosa, 360, che guadagni, tolga profitto, devi fare i preparati, perché se tu vendi la bistecca, la fettina e il brodo, tu non guadagni. Perché quando li fai questi preparati? La mattina presto. Assolutamente. Quindi l'orario di lavoro di un macellaio come lo pensi tu? Allora, se faccio un passo indietro, il macellaio dovrebbe entrare non meno delle 6 del mattino, chiudere alle 2, riaprire alle 4 e andare via le 9, le 9 e mezza. Ecco perché non minimo. Ma io ho iniziato entrando alle 4 del mattino, andando via alle 2, alle 3 e mezzo, alle 4 di nuovo in macelleria, dunque boccone, doccia, pullman per andare al lavoro, e poi si finiva per anni ho finito a mezzanotte. A mezzanotte? Sì signore, a mezzanotte, 11 e mezzo, mezzanotte, perché quando si finiva la vendita, in quegli anni non c'era, nell'89, 90, non c'era ancora tanta grossa distribuzione, perché c'era soltanto la Stand, poi c'era il noto Daniel Market in via dei Valenzani, che poi diventò Conad. Sì.
E poi basta, poi il più grosso era quello di signor la Romana Market, La Romana no. uno in via Nuoro. Poi c'eravamo noi, c'era il GF, c'era il PAN che cominciava a evolversi anche lui, come il GF, come la Sisa, Ok. come Mura dopo, sino a diventare una città satura di supermercati, Completamente satura. più la grossa distribuzione. Però quando non c'era la grossa distribuzione come la Città Mercato, la Carrefour, i grandi market, i centri commerciali, C'erano perché solo i negozi. c'eravamo soltanto noi, eravamo come si dice, i supermercati sotto casa. Dunque market, eri prima. costretto a fare tutte quelle ore. Perché? Perché ti svuotavano letteralmente il banco della macelleria. Cosa voleva dire? Ricominciare da capo ogni santo giorno. Tu nel Bello banco, da un punto di vista. assolutamente, per chi ha goduto quegli anni era una cosa pazzesca. Io li ho goduti, ma non come gli anni 80, 90. Io ho cominciato a fare business nel 93, nel 94, appena ero solo, cominciavo in macelleria alle 6 del mattino e me ne andavo via alle 10. Da ragazzino si entrava alle 4 del mattino e me ne andavo via 11 e mezzo, mezzanotte. 11 e mezzo, mezzanotte, perché ci svuotavano sempre i banchi, dunque noi dovevamo rifare tutta la carne per l'indomani. Tu pensa, noi mentre avevamo finito il banco alle 8 e mezzo, perché c'era pure una grande serietà da parte del direttore del market, alle 8 e mezzo il banco doveva essere pieno, Ok. dunque tu avevi la strizza o lavoravi veloce perché altrimenti non servivi come ragazzino o come macellaio e il principale ti mandava via, giustamente. Dunque pure quella è stata una scuola per noi. Dunque finiva il banco, cioè noi finivamo tutto e cosa ci ritrovavamo? Da riempire un murale, il murale del libero servizio, dove perché andavamo via a quell'ora? Perché lo riempivamo un'altra volta e doveva mancare il murale soltanto il macinato e l'aglio e il prezzemolo, la fettina d'aglio e prezzemolo, perché Quella si ossida, sì. bravo, si ossida, il prezzemolo fa diventare verde la carne e il macinato si poteva ossidare chiaramente. Quindi dovete ritagliare la carne, le mezzene, ripreparare tutto. Lasciavi soltanto la coscia del manzo da disossare, però dovevi avere le fettine impanate, gli spiedini, gli involtini, le polpette, tutto, finivi tutto. Avevi addirittura difficoltà ad accontentare le persone che arrivavano alle 8 e mezzo perché il prodotto non c'era. Mamma mia. Poi naturalmente, come abbiamo detto, poi è arrivata la grossa distribuzione e tutto questo è andato sempre meno. Oggi le macellerie che aprono alle 6 del mattino, alle 5 e mezzo del mattino, sono rare. Sono rare. Sì, ma sono rarissime. Neanche noi apriamo più a quell'ora, noi apriamo alle 7. Ma 7 meno è tutto 20. pronto? Perché non è No, finito perché il la giorno? mole di lavoro l'abbiamo trasformata, cioè facciamo sempre quei preparati, però per sopperire questo mancato incasso facciamo più preparati con l'aiuto della gastronomia. Prima era impensabile la macelleria con la gastronomia, con i tavoli dentro e i tavoli fuori, era impossibile. No, ma infatti la tua visione di tartare, poi ne parliamo bene, ricordamelo. Tartare è stata una cosa magica. Sì, no, ma infatti quando me l'avevi raccontata all'inizio ho detto no, questo hai visto cose in anticipo, come ti è capitato altre volte. Quindi Sì. qui lo mettiamo un puntino, ce lo ricordiamo. Però voglio che tu mi finisca la storia. Quindi fai questa attività, è durata quanto questa delle gestioni? Delle gestioni sino al 2013, scusa, ad aprire il 101 in Una quartiere. ventina d'anni. 27 anni. 27 anni. Beh, Cioè hai gestito, finisce questa io tra periodo. dipendente e gestione con i supermercati è un matrimonio che ha durato 27 anni. Mi stacco dai supermercati per il semplice motivo che purtroppo una delle catene dei supermercati di cui lavoravamo insieme, niente, mi bruciarono dei soldi a mettermi KO e dire fermi tutti, qua non si può più andare Non si avanti. può più andare avanti. Assolutamente. Sono gli incidenti di percorso che E mi invento. speri sempre che non capitino, ma capitano. Purtroppo è stato un incidente di percorso, scelte sbagliate da parte dell'azienda madre, dove le gestioni ci passano perché lavori con loro, ti pagano loro, Certo. incassano loro, dunque. Cosa succede? Ti scoraggi? Assolutamente no. Come al solito. Cosa faccio?
prendo semplicemente, raccolgo tutta la mia esperienza di questo matrimonio fatto nei supermercati e mi invento la bottega del 101 all'interno della macelleria. Con la gastronomia. Cioè, macelleria con gastronomia, bottega, Prendo prodotti. tutti i reparti dalla A alla Z, eccetto la pescheria e il no food. Perché se c'era spazio avrei messo quello. anche le scarpe avrei venduto. E questo inizia dove? 101, Via del Sole. Ah, ok, stiamo parlando di quello. Certo. Apro il 101, non mi davano 2 soldi della serie cosa vorrà fare. E niente, apriamo quella macelleria in 4, dopo un paio di mesi eravamo in 8. Mi ricordo. Era un uovo di merce. Avevo sfruttato tutti gli spazi, dalla caramella alla ciungoma al cioccolato, vini, gastronomia, macelleria, preparati, ortofrutta, vero, era è vero, una anche cosa fuori. pazzesca. Non mi basta lo spazio dentro, Vai fuori. volevo più scaffale, vado fuori, mettiamo più fresco. Era diventata una bomboniera, una cosa pazzesca. In più un riferimento per molte persone del quartiere del Sole. Un Ecco, grande lì è riferimento. venuto fuori proprio quello che sta succedendo secondo me a livello commerciale. Grandi supermercati, grande distribuzione, Ma mega... non se lo possono più permettere Ma- di aprire. Devi essere un colosso che ha soldi da buttare. No, dico, ma quelli di quartiere hanno una ragione di vita. Assolutamente di vita. sì. Cioè stanno tornando a occupare quegli spazi in modo Assolutamente tale sì. che gli anziani, chi Certo. abita, chi non ha la macchina, Assolutamente. possa andare a comprarsi le 4 cose di cui ha bisogno e non guarda i prezzi. Non guardi i prezzi, ma oggi il prezzo a scaffale è cambiato. Cosa vuol dire? Che la grossa distribuzione non può più regalare come regalava una volta. Oggi le utenze sono aumentate, Mamma mia. i costi è aumentato tutta Tutto. l'utenza dalla Tari alla corrente. E per loro se noi spendiamo 1.500 euro al mese di corrente, loro spendono 55.000 euro di corrente. Quei Minimo. 55.000 euro li devi togliere dal profitto del margine, punto. Ecco perché oggi nascono molti supermercati con più fresco, dunque meno secco dove tu guadagni poco, più fresco dove guadagni tanto, perché devi portare sempre più il margine, altrimenti non reggono neanche loro. Guarda la città mercato, lo Shan lo sanno in pochi, lo sappiamo noi colleghi della città mercato, ha dovuto chiudere in Italia proprio per i costi, non aveva più margine. Cioè, parliamoci chiaro, lo Shan in Italia ha proprio fallito, non riusciva più a marginare. Motivo Perché? qual è stato? Motivo cos'è stato? Che sono aumentate le utenze e soprattutto sono aumentate l'anzianità del personale. Quindi Che si è triplicato lo stipendio. Tutte quelle liquidazioni le dovevi dare, tutti quegli orari li dovevi far fare. I sindacati hanno proprio fallito, nella carta hanno fallito. Per non fallire come no mi sono messi la mano in tasca, perché è un grosso gruppo, però stop, fuori dal commercio della grossa distribuzione italiana. E così anche la Carrefour fa quella fine. Faccia anche quella fine. Assolutamente sì. E tutti questi nuovi centri che stanno aprendo, FAS... Oggi nasce lo specializzato del prodotto mirato. Cosa vuol dire? Detersivi. Faccio soltanto detersivi. Se io compro veramente detersivi, apro... Cioè verticale proprio. Certo, apro 50 realtà in Italia, 100 realtà in Italia e compro soltanto detersivi. Il prezzo che fanno a me non lo possono fare a te, Ovvio. che compri 4 detersivi, io ne compro 100. Il prezzo cambia tutto. Ecco la forza dell'azienda che ha un prodotto uguale il chimico. Guarda, senza andare molto lontano, il bel lavoro che ha fatto Bricomat. Tecnomat. Sì. Tecnomat. No, Tecnomat mi fa paura che vanno le persone Stesso come se prodotto. fossero in un centro commerciale. Torniamo No, a quel discorso dell'alimentare. Tecnomat si inventano
l'edile. L'edile, guarda cosa hanno fatto. Il bricolage si inventano. O il perché bricolage. tutti usano le viti. Marche, uguale. Quello che io ho specializzato c'è la Tecnomat. Certo. Peccato che Tecnomat, un trapano, se io lo devo vendere per guadagnare 100 euro, lui si può permettere guadagnando 70 euro. Pazzesco. E io passo per l'altro. Certo. Tutto là. Tu passi per là. Torniamo a bomba, torniamo al 101 che dura quanto questa avventura? 101 dura 8 Natali. 8 Natali. 8 Natali perché avrebbe durato ancora molto di più, però purtroppo si ammala un mio fratello, un mio cugino per me fratello, Mi ricordo. decido di aiutarlo, naturalmente, lo rifarei 1000 volte. Chiedo ai ragazzi per non smontare il 101, pensa che eravamo Giocattolo che era. quel grande giocattolo, pensa che si godeva pure del Covid allora, dove tutte le botteghe di quartiere avevano schizzato, facevano incassi senza motivo, proprio perché la gente... senza motivo. Sì, era pazzesco, erano... Uscivano perché volevano, cioè compravano per uscire, quindi per forza. Pensa che non riuscivamo a fare il banco della macelleria per un mese. Mamma mia. A Stefano gli diagnosticano il male, io parlo con i ragazzi, Ho bisogno di tempo. ho bisogno di aiuto, cosa vuol dire? Io mancherò per le visite di Stefano. Dunque non aprirò più la mattina perché Stefano lo devo portare in ospedale, poi lo porto in ospedale, vengo qua, lavoriamo, quest'altro non sarà sempre in ospedale, però quando è da accompagnare potete capire, è solo, io lo devo accompagnare. Ma noi senza di te non vogliamo, ma ragazzi voi guadagnerete di più. Io vi sto dicendo che anziché esserci 12 ore, qua 10, ci sarò 9. 10, 9, 8. Cercate di percepire questo perché io Stefano non lo mollo. Vi sto dicendo semplicemente che in mezz'ora, 3/4 d'ora ha detto 3 volte, ragazzi, stop, ho capito, chiudiamo tutto. No, vabbè, ma Passa il treno e lo do a Francesco, alla pescheria, dove riesco a chiudere l'azienda, a seguire Stefano e loro rimangono senza lavoro. ma proprio deficienti. E purtroppo non hanno colto l'occasione e non hanno capito che dovevano fare lo stesso identico lavoro, non dovevano fare altro. Qual è stata, adesso col senno di poi, qual è stato l'elemento secondo te che ha inficiato in questa non accettazione? Non lo so, forse non si sentivano... Più orari? No, dovevano fare gli Paura? stessi orari, allora eravamo in 7. Dico, cosa io fa- c'ero, Stefano non andava ogni giorno in No, ospedale. ma lascia perdere perché questo è un dettaglio. Ma il fatto di mancare tu, cosa succedeva? Chissà, loro vedevano Luca come prima donna E tu non ti potevi manco prendere un giorno di ferie? Assolutamente, ma infatti io lì in ferie cosa ho fatto? Non lo Io facevi mai. in 8 Natali lì sono andato una volta in Africa, ho fatto 9 giorni. Ma avete chiuso 9 giorni? No, assolutamente, hanno lavorato E allora, a modo, come hanno lavorato? a modo loro, ma erano disperati, come se gli mancava il chissà chi. È stato un peccato perché era Un gioiellino. un gioiellino, una formula vincente, e soprattutto un punto di riferimento per l'anziano. È mancato molto. Molto è mancato. Ma vabbè, poi è successo che l'hai dato in affitto il locale o la No, gestione? poi ho reso il locale ai proprietari. No, prima ho venduto proprio l'attività, ho chiuso l'attività e ho venduto l'attrezzatura a Francesco. Ok. E poi lì sono rimasto fermo. Hai detto voglio rimanere fermo, adesso me lo ricordo. Voglio rimanere fermo perché Stefano a quel punto stava sempre male e ho detto ne approfitto, sto veramente fermo, mi dedico soltanto a lui e così è stato. Bravo. Poi quanto sono stato fermo? Muore Stefano, ottobre, e incomincio A scalpitare incominciavo ad annoiarmi, di brutto. proprio annoiarmi, sino ad arrivare, colpa mia perché non mi sono creato né un hobby né niente. Un bel giorno mi trovo da solo girando a vuoto. Ho detto c'è qualcosa che non va. Sto girando a vuoto in macchina. Oh mamma, perché come adesso? Qualcosa... Stiamo girando a adesso vuoto. non è proprio a vuoto, adesso è una cosa bello, più bello. è una cosa mirata. E niente, ad un certo punto cosa succede? Mi stava annoiando
E niente, incomincio a trovarmi un locale, volevo fare un investimento, potevo permettermi di fare un investimento. Ah, quindi il locale l'hai cercato così? Sì, l'ho cercato trovando un'ubicazione pazzesca, che non ci credeva nessuno. Sempre a quello che facevo non ci credeva nessuno. Ovviamente. Cosa succede? Prendo la vecchia, ancora viva, la vecchia gastronomia Cinus e gli compro il locale. Perché ho comprato quella gastronomia? Il locale di quella gastronomia? Perché a fianco c'è la boccheria, un'ortofrutta importantissima. Poi all'interno, sempre in quell'angolo, c'è una pescheria altrettanto importantissima e dico aspetta che chiudiamo il cerchio. Bravo. E faccio la macelleria. Una micro macelleria dove... Avevi già immaginato quella cosa lì, Assolutamente. Noi abbiamo aperto e abbiamo stralavorato. In quel buco eravamo in 4. E aprire, sempre in quell'epoca, 4... Dare 4 dipendenti è tanta roba, vuol dire che il gira. negozio funziona e tutto. Peccato che dopo un mese e 20 giorni veniamo minacciati di denuncia biologica. Vabbè, lì ci sono stati dei problemi. Problemi di acustica. Problemi di acustica, chiaramente. Il problema c'era veramente, non si poteva riparare perché o risolvere. È capitato un problema tecnico inaspettato, proprio veramente. Un problema tecnico inaspettato, però si sarebbe potuto evitare perché siccome gli impianti non li faccio io do la piantina, qui voglio fare questo. E ti devo dire, questa cosa non la puoi non mettere. si può fare, questa roba, stai creando un reattore. Ok, invece loro non l'hanno fatto, hanno voluto soltanto vendere, questa è la realtà, perché hanno semplicemente voluto vendere, incassare. Macchinari che hanno creato dei problemi. E niente, ci fanno chiudere l'attività, io lì poco a poco mi demotivo. Ti sei demotivato niente. un po'? No, ho detto aspetta poco a poco che... È un segno. Un giorno mi avevi detto, questo è un segno che non andava fatto lì ma da un'altra parte. Esattamente, dicono che tutti i mali non vengono per nuocere. Esatto. Cosa E succede? tutto c'ha un motivo. Compro il locale, perché il locale l'avevo comprato, e però avevo questa attrezzatura nel groppone. E addirittura più della metà era ancora da pagare. E questo incominciava a dire, cosa facciamo? E io gli dicevo, sì, cosa facciamo? Mettiamoci d'accordo perché tu mi hai sbagliato l'impianto, io ti ho comprato la roba, cosa facciamo? Niente, capivo che voleva attaccarmi, infatti mi ha attaccato, per sedarlo in 448 gli do un acconto, però nel frattempo cerco anche un altro locale. E niente, si libera la banca Unicredit al Quartiere del Sole, un sogno per me proibito. Invece tramite persone mi mandano dai padroni di casa, mi presentano e niente, gli faccio la mia bella figura, il mio bel curriculum, sempre accompagnato da qualche amico che mi conosceva amico loro, e mi danno l'opportunità di fare il locale. E lì faccio quello che non avrei potuto fare in un altro locale. Abbiamo quintuplicato gli spazi. Sì, avevo visto fare le pedane, infatti le abbiamo fatte prima di aprirle, perché si potevano mettere i tavoli, la bellezza che erano gratis perché erano pertinenza del locale, dunque né comunale né condominiale, anche perché le pedane che ho io, se ce le avevi... Mamma mia, un botto di soldi. Costano 3.800-4.200 all'anno al comune. Solo di solo pubblico. Invece noi siamo pertinenza nostra e possiamo fare quello che, grazie a Dio, possiamo esercitare. Cosa succede? Pure lì non mi davano 2 soldi, ha sempre le manie di grandezza, quest'altro. Gianluca è pazzo. Gianluca è matto, cosa vorrà fare? Sì, un po' sì, però serve anche quello in quella famosa torta. Cavolo. E niente, allora faccio un giardino, diventa un garden bellissimo, bellissimo, qualcosa di pazzesco. Dove andate tutti da Tartar, che è meraviglioso, Dove? Piccolo pubblicità. Però aspetta, fermati. Mi sono ripromesso di tirar fuori quella tua intuizione che tuttora hai realizzato, ovvero dell'offerta del prodotto un po' differente rispetto a chi fa ristorazione o comunque taglieri o tutta la vita, però carne
venduta, scelta e cucinata. Certo. E soprattutto qualità-prezzo. Qualità-prezzo eccezionale, perché Il vero abbiamo business. dietro tu che sei un esperto numero uno di carne, non Certo. ristoratore, ma Bravo. soprattutto macellaio. Oltre ad avere il macellaio dietro il banco che gli dà il prodotto al cuoco e alla cucina, il vero business di questa formula è anche questo, ma il vero business, il cuore di questo business è il prezzo che facciamo noi, che fa questo mestiere oggi. Il ristoratore non lo può fare, non lo può fare. Non può comprare Tornando la alla carne grossa che compri distribuzione che non può fare quel prezzo, perché la carne ce l'ho io. Dunque io sfrutto la mezzena dandola alla massaia e alla gastronomia, e in più la bistecca, quello che mi interessa dare nel tavolo, lo do al giusto prezzo, col contorno, cosa che se io esco con mezzo chilo di bistecca a 20 euro col contorno, senza farti pagare addirittura neanche il servizio, un ristoratore quella bistecca di scotona la deve dare 38, 36, 40. assolutamente sì, anche 40. Ovvio. Ecco la magia di questo mestiere, la tartare. Il ristoratore deve comprarti la carne, la deve abbattere, la deve smenuzzare, e se non la vende ci fa il sugo. Però la deve comprare. Io quella carne ce l'ho sempre dalla mezzena. Ce l'hai sempre Dunque, tutti i giorni fresca. assolutamente. La mia bello. tartare, 14 euro con l'uovo, 12 euro senza uovo. Un ristoratore la deve dare per forza 22. Infatti la tartare in giro è 22, 26, 18. Quindi senza rubare niente a nessuno, Assolutamente, senza fare no, no. il furbetto No, del gioco della qualità o della non qualità. Massima qualità al prezzo giusto. Questa è una strategia. Questo dovrebbe essere il futuro, perché devi abbattere devi abbattere il listino, perché oggi il cliente è spaventato, non ha No, i mamma mia, soldi. quanto costa mangiare, visto? Oggi Gianluca? costa troppo, devi abbattere su queste cose. Infatti, Ed è veramente caro mangiare fuori, è diventato una cosa io ti invito ad andare in un ristorante a mangiarti mezzo chilo di bistecca di scotona. Ti guardano dalla serie, ma quanto te la devo far pagare? Perché una bistecca che tu oggi paghi 22 euro, 25 euro, può essere solo da 350 grammi con l'osso. Giustamente, ha ragione il ristoratore, perché il ristoratore la bistecca la deve pagare di scotona per forza 22-23 euro con lo sconto. 21 euro con lo sconto. Cosa vuol dire? Che tu quella bistecca da mezzo chilo la stai pagando 11-12 euro. E la devi vedere a 20-23. Io la sto pagando molto meno. Io ho un mix di 7-8 euro, certo, come mix. Che ci sta tutto giusto nel discorso costi. Assolutamente, il ristoratore deve fare quei prezzi. Assolutamente. Un terzo, conosciamo la regola dei terzi. È questione di formula, questo mestiere nuovo. Le polpette, diamo le polpette al sugo, noi, al prezzo giusto. Diamo la lasagna. Ma mica vengo a mangiare. Non sono ancora venuto, vergogna. Diamo i cannelloni, diamo tutte queste cose qua. Quindi anche la gastronomia è diventata poi ristorazione. Certo. Bello. Stavi dicendo quindi questa formula che ho creato un luogo che non è solamente appunto la vendita e poi la mescita o appunto il servizio. È diventato anche un punto di ritrovo per riunioni, confronti, chiacchiere, gente che viene a leggersi un libro, farsi un calice di vino. Diciamo che è diventato un mestiere versatile. Ti piace? Molto impegnativo. Ma hai raggiunto quel punto in cui dici questo è quello che mi piace fare, o stai già pensando a un'altra cosa? Sto pensando ad altro, perché se Dio vuole nasce Tartare Boat. Come? Questa è nuova, Tartare? Prendiamo un gommone prendiamo un gommone sempre legato a tartare. Niente, chi vuol mangiare la tartare seduti nella terraferma, se la mangia da tartare. Invece si vuol godere una tartare in mezzo al mare, col sole, con un bel gommone, con un bel servizio, se la fa
Veramente vuoi fare sta cosa? Sì, ho già preso anche la patente. Tu? Sì. Ah, ecco. Perché un giorno mi disse che adesso hai detto una cosa, che non avevi hobby, invece tu l'hobby ce l'avevi. Assolutamente, Io per lo me ricordo che pescare. pesca e gommone, e l'acqua per me, il E mare, allora questo è il giusto la sabbia, obiettivo. il sole, sì. Andare a finire lì, Andare a finire lì proprio per... coniugare le due cose. Esatto, per essere, diciamo, più piacevole. Oggi ho 2 clienti che vogliono andare in gommone e non li portiamo. Che figata, bravo. Conta che a Tartare partiamo con 4 persone, oggi siamo in 11. 11. 11 operai. Dopo 11 operai, dopo 1 anno e mezzo di lavoro. Bravo. E tuttora siamo ancora in 11. Che non è male. No, non è male. Aiuto, mamma mia. Se prendevo la piazza che c'è a fianco, non la prendo perché... No, per favore. No, la piazza, beh, lì sarebbe bello fare Ma quello una del bella... parchetto di Il fronte parchetto, è beh, disponibile? Beh, se voglio sì. Vai al comune, gli dici che gli curi il prato, paghi. Ma dai, ti basta quello che hai. Assolutamente sì, no, Fai da no, bravo, no, va bene così, va bene. Va bene così. Anche Invece diversificare, ci metto la firma, è una cosa corretta. Diversificare con la barca, diversificare magari Sì. un domani, te lo dico, ma l'hai già pensato, un tartare da un'altra parte lo puoi sempre aprire. Molto Lo vorrei aprire. Tu ci devi essere tu? Ho già trovato il locale. Eccolo là. Nel corso. Ecco, no, dai, no. Nel bivio del corso. No, dai, nel corso no. Ok, lo prendo, lo apro, lo arrediamo, perfetto. La domanda è, ok, bello, Chi bel ci va? bravo. No, Chi mettiamo? no. Tu ci vuole un Gianluca bis. Non Ma tu c'è. ecco, in tutta questa storia, vabbè, tu hai una figlia femmina, lo so, che fa Sì. tutt'altre cose, ci mancherebbe, ma dico, un Gianluchino, un nipotino, un Non ce amico n'è, di non amici, ce n'è, un ragazzino non ce n'è. appassionato, non hai mai conosciuto nessuno? Nessuno. Magari. Cioè, non hai mai trovato una figura? Magari avrei riempito Da la città di Tartare. L'avrei riempita la città. Avrei creato un marchio, avrei creato come si dice, quando dai il marchio, Un franchising. un franchising. Ma non Avete fa- capito perché c'è un problema imprenditoriale da noi? Non il c'è voglia personale. di fare. Ma non c'è voglia di fare, ma imparare. manca anche il personale, non ce n'è. Ed è Non quello, c'è- manca- non ci sono le scuole, Non non c'è c'è la più la formazione, formazione, non soprattutto. Non c'è volontà. Non c'è la formazione imprenditoriale, non puoi prendere un imprenditore, creare un imprenditore, vede l'incasso e con quell'incasso ha già dato l'acconto per comprarsi BMW. Bravissimo. No, non va da nessuna parte. Non va da Io nessuna parte. con quel guadagno compro un frigorifero, io con quell'incasso togliamo il guadagno, compro i tavolini, compro gli ombrelloni, compro Investi, il forno, investi. investo sempre sull'azienda. Ma tu hai Poi- sempre fatto così? io sempre solo ho fatto così, Quella assolutamente. parentesi torinese è stata un'esperienza di vita. Allora, Hai speso tutto subito. allora, assolutamente, il vero... Allora, li spendevo perché ero un ragazzino, però un bel giorno, quando ho cominciato a fare i miei cantieri, questo signor Baire mi aveva dato semplicemente un foglio di carta e mi aveva fatto un disegnino. Incasso, ricavo, togli tutte le spese, comprese le tasse, quello che ti rimane Quello forse lo puoi spendere. puro, lo spacchi a metà lo puoi buttare anche dalla finestra, l'altra metà ti serve per 1000 cose. Io ho fatto così nella mia vita imprenditoriale, sono riuscito a sistemarmi, Hai fatto tanti investimenti, lo sappiamo. tanti investimenti, riusciti. Non hai fatto mancare nulla alla tua famiglia. Assolutamente no, zero, anzi abbiamo comprato anche l'attività per la famiglia, abbiamo una casa vacanza oggi, Lo so. sempre Bravo. dettata sempre ambiente turismo. 50 minuti, visto? 50 minuti potrebbe essere 50 minuti. il programma, 50 minuti. Io l'ho chiamato in un altro modo. Come l'hai chiamato? In un modo che non ti aspetti, che dice come puntini. Perché io faccio a tutti gli ospiti una domanda. Dopo questa bella chiacchierata, per la quale ti ringrazio molto, ti chiedo, come? Come? Beh, Come fare? No, come è una parola con la A. Come?
Una parola che potrebbe essere adatta alla tua storia, a quello che mi hai raccontato, ai consigli che potresti dare a questa gioventù, mamma mia, che mi fa impazzire. Siate ambiziosi. Ambizione, l'hai detto. Bravo, ambizione. L'hai detta la parolina ambizione. Certo. Bisogna essere un po' ambiziosi. Quanto ambiziosi? È il tanto giusto. Il tanto giusto. Senza fare danni, quello come ti ho detto prima. Senza fare danni. Ambizioso. Tu sei ambizioso, lo sei. Io sono Ecco, molto adesso ambizioso. sei ancora ambizioso? Molto, Cioè, sempre. non si guarisce dall'ambizione. No, non si guarisce, anche perché dopo tanti anni di lavoro frenetici vuoi sempre fare. Tu pensa che prima quando vedevo una serranda abbassata volevo trasformarla o in una macelleria o in qualcosa. Pazzesco. Oggi, adesso ti faccio vedere una cosa, più avanti. No, mamma mia, ho paura. Ho paura. No. Sto mettendo il naso sull'ex erboristeria. Ah, chiuso. Lì Poverini. ha chiuso Mi e mi sta dispiace. frullando. Comunque a me dispiace quando qualcuno chiude, mi si Io penso che mi fa male al cuore. un po' loro volevano chiudere perché lei poverina, cioè una era grande, l'altra non voleva stare sola, allora hanno chiuso. Ah, ok. Guarda qua, cosa ci faresti? Aspetta un attimo. Scusate, mi fa vedere un locale. Qua. Questa qua. No, la merceria è l'altro, cosa faresti? Ah, l'altro? Sì, Ah, questo. vendesi, lo vuole Sì. vendere. Lo sto già trattando, ne vogliono troppo. Ne vogliono troppo. Sono 140, troppo. Ma quanti metri quadri è? 55 metri quadri, a 1.800, 105-110, punto. Esatto, hai ragione. Non di più. 140 no, stai perdendo i soldi stai già partendo svantaggiato. Cosa manca al quartiere? Io No, li non farei. dire nulla, vuoi dirlo? Perché no? Ok. Io li farei solo e semplicemente una barberia. Aspetta, perché ci sono due parrucchieri. C'è la parrucchiera che sappiamo chi è. Esatto. Poi c'è due centri estetici, manca la barberia. La barberia. Bravo. Parrucchiere serio. Serio? Barberia seria. Parliamo sempre della serietà. Qui Ma manca. c'è il barbiere. Peccato che non ci va nessuno perché qualcosa è successo. Dov'è? Viale Poeta. Ah, sai che non ci ho manco badato. Perché non c'era nessuno? Però, non piace. Ah, perché non piace. E devi mettere uno serio. Metti una barberia seria che fa barba e capelli. Vabbè, capelli. E lavori troppo. La fila. È vero. Sa quanti ne mandiamo noi lì? Ma non sono contenti. Dunque non possiamo... Gianluca, grazie di questa chiacchierata. Bellissimo. Ti è piaciuto? Minchia, che bello Salute. sfogo. Poi ciao. Ciao, grazie. Grazie a voi e grazie a lui. Alla prossima Ciao, impresa ragazzi. che apre. Sì, Alla sì, prossima. l'apriamo. Ciao, France. He's just a snake in the grass.